La subfornitura regionale chiude la 4 giorni più importante dell'anno, spinta da un vento di ottimismo che ha ripreso a soffiare anche sulle aziende che operano in Friuli Venezia Giulia. Lo si è visto ad Hannover, dove è in corso di svolgimento una delle più grandi rassegne fieristiche del settore, alla quale hanno partecipato una ventina di espositori del nostro territorio. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro regionale della subfornitura, un dipartimento di Concentro, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone. La fiera, che conta 6.500 espositori distribuiti in 25 padiglioni su una superficie totale di 236.000 metri quadrati, è stata frequentata da oltre 220.000 visitatori, molti dei quali addetti del settore che hanno concluso affari con le aziende presenti. Ascoltando gli espositori del Friuli Venezia Giulia emerge un clima di ripresa che potrebbe far ben sperare per il rilancio dell'economia non solo della destra a tagliamento, ma dell'intera regione, come ribadito anche dal presidente dell'ente camerale pordenonese Giovanni Pavan, anch'egli presente in fiera. C'è un moderato ottimismo, forse è uno dei primi segnali che abbiamo visto dopo periodi non molto felici. Abbiamo visto un maggior numero di visitatori, sentendo gli imprenditori che sono qui con noi hanno riscontrato un interesse che probabilmente l'anno scorso mancava e quindi ci sono tutti i presupposti per pensare che la Fiera della Subfornitura di Hannover rimane ancora la maggior vetrina mondiale per questo settore. Quello che riscontriamo con maggior interesse è proprio quasi una sensazione di inizio di primavera, di ripresa, almeno per quello che riguarda il settore della subfornitura meccanica. Sono aziende d'eccellenza con le rappresentanza del Friuli Venezia Giulia presenti in fiera ad Hannover e si collocano in un mercato non facile come quello della Germania. Nonostante tutto, come spiegato dal presidente di Concentro Silvano Pascolo, i nostri espositori hanno confermato l'importanza di presidiare questa rassegna, anche se servirebbe un maggior gioco di squadra delle istituzioni per promuovere meglio il sistema paese. Nonostante l'avvento di Internet e indubbiamente la creazione di altri metodi di vendita, il contatto diretto con il cliente è comunque un viatico, credo, insostituibile per concludere affari. L'export della provincia di Pordenone è un settore che ha sempre visto le nostre imprese come protagoniste. Questo significa che le imprese reggono, le imprese tengono. Dobbiamo fare qualcosa sulla competitività del sistema paese, dove abbiamo evidentemente delle grosse carenze, delle grosse lacune. La Camera di Commercio era presente ad Hannover anche con il marchio Pordenone with Love, il brand per la promozione del territorio, portando in fiera i prodotti dell'enogastronomia della destra a tagliamento. Un matrimonio inusuale, quello tra gli oggetti della metalmeccanica dei nostri cibi e vini, fortemente voluto dai vertici di Camere di Commercio e Concentro, per far conoscere ai tantissimi partner che partecipano alla rassegna espositiva le prelibatezze del Friuli occidentale. A curare la presentazione dei prodotti è stato Walter Rossi dell'Elettrochef, mentre il brindisi è stato fatto con i vini della cantina Piera Martellozzo.